È un insulto, soprattutto in questi momenti di crisi, di difficoltà in cui le persone non arrivano a fine mese e vediamo molti anziani veneti che vanno a rovistare nei cassonetti. Buttare il pane è proprio un atto di spregio. Non usa mezzi termini il segretario della Lega Nord Gian Antonio Darè nel descrivere la situazione che si è creata nel centro di accoglienza nell'ex hotel Winkler a Vittorio Veneto. Interi sacchi di pane gettati nel bidone dell'umido, e questo non sarebbe un caso isolato, come spiega lo stesso segretario che ha postato le foto su Facebook. La reazione dei cittadini è stata immediata. Attualmente abbiamo 2377 condivisioni e questo vuol dire che lo spregio del pane è un qualcosa che il popolo veneto non tollera. La gente è inferocita. La gente è inferocita. Non solo, ma ad aggravare la situazione ed infuocare la polemica le versioni date sull'accaduto dai due coordinatori del centro accoglienza. In realtà si tratta di due cooperative che hanno entrambe la gestione del centro. La foto non è una foto reale perché non so se è stata fatta una Photoshop o non so che cosa. Ma se da una parte si nega addirittura il fatto, dall'altra il secondo coordinatore invece avrebbe spiegato che il pane è stato gettato via in quanto nel centro non ci sarebbe più l'allevamento di galline a cui darlo. La risposta di Darè è immediata. Utilizzare il pane per darlo a mangiare alle galline, questo è ancora più grave che buttarlo. Vuol dire che non c'è programmazione all'interno di quelle organizzazioni e questo è ancora peggiore di averlo visto nel cassonetto. Insomma, non sarebbe un fatto isolato. Il pane, ribadisce Darè, veniva gettato nei bidoni settimanalmente da diverso tempo.